Buongiorno dal telegiornale scientifico Solidarity. La parola dice già molto, avete sentito nel titolo, il programma è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tante speranze per cure sempre più urgenti. Elena Cestino. I punti di partenza sembrano essere gli stessi per tutti: l'antimalarica clorochina, l'idrossiclorochina impiegata contro l'artrite reumatoide, il combinato anti-HIV lopinavir ritonavir con o senza aggiunta di interferone beta che stimola la risposta immunitaria, il remdesivir nato per l'Ebola. Nessuno sa ancora oggi quale sia la strada migliore ed è proprio per arrivare a risposte più precise che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 20 marzo ha lanciato Solidarity, una sperimentazione su scala globale per capire se i farmaci che oggi sembrano più promettenti contro Covid-19 sono davvero utili. I primi risultati dovrebbero essere a disposizione già per metà maggio. Intanto si va per tentativi e in assenza di certezze un protocollo nazionale non c'è, né in Italia né nei vicini paesi europei. A Marsiglia hanno sperimentato idrossiclorochina in combinato con un antibiotico, l'azitromicina, e 3/4 dei pazienti così trattati sono guariti in 6 giorni, dice uno studio che ha sollevato non poche polemiche in Francia. Ma i pazienti erano solo 20, non gravi, dichiarati guariti dopo un solo tampone invece che dopo 2, come ormai è prassi. In Germania, dove gli ospedali universitari di Amburgo e Düsseldorf stanno scommettendo sul remdesivir, hanno riscoperto un vecchio farmaco, il talidomide, prescritto negli anni 50 e 60 come calmante e come antinausea in gravidanza. All'epoca fu responsabile di terribili malformazioni nei figli delle donne che lo avevano assunto durante la gestazione. Oggi sembra utile nella battaglia contro il coronavirus e SARS-CoV-2. Dal 16 marzo anche l'Agenzia Spagnola del Farmaco ha iniziato con una procedura straordinaria la distribuzione controllata di idrossiclorochina e clorochina fosfato negli ospedali per il trattamento dei pazienti Covid-19. Intanto, oltre Alpe, l'Istituto Nazionale per la Ricerca Medica francese, INSERM, ha annunciato che coordinerà un'altra sperimentazione clinica simile a quella dell'OMS. L'obiettivo è coinvolgere fino a 3.200 pazienti, non solo in Francia, ma anche in Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Battezzata Discovery, la sperimentazione appena partita negli ospedali parigini prevede 5 trattamenti: le sole cure standard, il remdesivir, il duo lopinavir ritonavir con o senza interferone beta e poi l'idrossiclorochina. L'assegnazione della terapia è casuale e la valutazione è fissata a 15 giorni dall'inizio del trattamento. E Maurizio Menicucci ha chiesto al professor Lorenzo Dagna quale di